Puntuale arriva per il 25 aprile la polemica politica su di un'epoca che, nonostante tanta acqua sia passata sotto i ponti, continua a dividere. A far discutere stavolta sono le dichiarazioni dell'assessore regionale all'istruzione Elena Dorazzan, che ha espresso forti dubbi sul fatto che l'antifascismo possa essere un valore. Già a livello nazionale questa presa di posizione ha incassato parecchie critiche, ma a Bassano il livello si fa un tantino più alto. Già perché nonostante tanta acqua della Brenta sia passata sotto il ponte degli Alpini, è ancora vivo in città il ricordo di quei ragazzi appesi per il collo ai lecci della strada che da allora si chiama Viale dei Martiri. L'antifascismo non è un valore per chi si sente fascista ancora, forse. Quindi questo bisogna dire oggi per chi fa simili affermazioni e dirle nel bassanese, a Bassano, da rappresentante delle istituzioni, da figura che vuole contribuire ad amministrare nel futuro questa città, vuol dire non tener conto del fatto che nel settembre del 1944 31 ragazzi e molti altri sono stati impiccati con dei cavi di telefono che gli sono stati messi al collo da dei giovani fascisti. Parole durissime arrivano anche dal PD bassanese, che stronca senza appello l'uscita di Elena Dorazzan. A Bassano abbiamo avuto fulgidi esempi della storia della Resistenza e abbiamo avuto anche tanti morti uccisi dai fascisti. Elena Dorazzan questo se lo dimentica ogni 25 aprile. Ogni 25 aprile ci fa vergognare di avere un rappresentante in regione che usa la storia per 4 preferenze. Questo non va assolutamente bene ed è una vergogna che una rappresentante istituzionale come lei si esprima sempre ogni anno in questa maniera. Insomma, le parole dell'assessore regionale all'istruzione ricevono una bocciatura. Riteniamo che sia una cosa questa sulla quale bisogna riflettere molto. Mi pare che Gianfranco Fini sia stato molto chiaro in questi giorni. La svolta di Fiuggi ha dato un segnale molto importante. La democrazia, la libertà, l'antifascismo sono fondanti della nostra Repubblica, sono fondanti della nostra democrazia e sono fondanti anche per la nostra città, Bassano del Grappa, che è medaglia d'oro per la Resistenza e che è medaglia d'oro perché ha incarnato in quegli anni e anche dopo una strenua difesa dei valori della libertà e della democrazia.